martedì grasso quanto me. Sono tornato alla fonte a mangiare un po' di crudi e voilà. Signori, oggi si torna alle origini, un po' di crudo ci sta. Crudo, molto crudo. Queste sono immagini di una pesca felice, come vedete. Avevo già fatto vedere questo quadro e rappresenta un po' quella che è l'origine del pesce che si mangia qua. Non male, vero? Come vedete, il solito tavolo, tutto già apparecchiato, già pronto. C'è tutto quello di cui ho bisogno. C'è anche la salsa di soia che a me comunque piace, gli arnesi da scasso. Ho 2 bottiglie, ma non berrò 2 bottiglie di vino. Probabilmente opterò sempre per il Telesinis, che è il mio vino preferito, me lo fanno già trovare in ghiaccio. È bello fresco. Signori, mo si comincia. E invece no, mi hanno fatto una sorpresa, praticamente mi hanno fatto trovare Capomannu, che è un'altra vernaccia, credo che sia in purezza, ma non ne sono sicuro. Dopo me lo controllo. Signori, questo è un altro bel prodotto, quindi mi sa che oggi proverò questo Capomannu e poi vi dirò cosa pare. Le tenute. Everistiano ovviamente sempre qua. Allora, se riesco a trovare San Vero Milis, ok, voilà. Si vogliono sempre superare, quindi questa volta abbiamo una bella scultura in scampi imperiali su questa dichiarazione d'amore degli scampi imperiali su una cascata di ghiaccio, su 2 torri di ghiaccio che sono molto belle ovviamente come composizioni e mi ci trovo molto. Ho visto già che le arselle oggi sono bellissime, sono belle grandi, ci sono anche le ostrichette. Adesso ci passiamo un po' di tempo così con questi gamberi rossi locali, non di Mazara, sono tutti locali. Le ostriche che conoscete già, insomma, vi ho già fatto conoscere qua, che sono sempre buone e particolari, hanno un colore, un gusto unico. Guardate la trasparenza di queste arselle, signori. Bello trovato. Voilà. Siccome questo è un territorio di Bottarga, perché Cabras è la capitale della Bottarga, ovviamente non poteva mancare un bel piattino di carciofi con un bel scaglione di Bottarga. Signori, buon appetito a tutti. Venite a Cabras, mi raccomando, perché ci sono delizie uniche. Guardate un po' che Bottargona. Voilà. Diciamo che c'è chi ama chiudere il pasto con il dolce, io ovviamente propendo per il salato, quindi questo è un richiamino di quello che è stato. Le arselle qui sono la cosa più buona probabilmente che c'è, insieme agli scampi. Poi tutto è buono, i gamberi sono molto buoni, però l'arsella è ciò che richiama qua, quindi adesso farò un dolcetto. Questo è il mio dolcetto, vi saluto. Vi rimando a questo posto che comunque offre questa qualità. Voilà signori, buon appetito.